centro! Subito al centro! Chiose! Dedei! Tiro ed è lui! Zocchi! Dennis Zocchi! Amici del calcio 5 del futsal, il calcio 5 al futsal, benvenuti al Palaprata per questa sesta giornata del girone di andata del calcio 5. Di fronte il Maccan Prata Calcio 5 contro il calcio 5 Palmanova, da Roberto Bertolo e Alessio Tellan. Buon pomeriggio a tutti quanti in questo palazzetto che ancora vediamo non completamente saturo, ma c'è gente ormai fuori che sta arrivando per questa giornata impegnativa, perché è una giornata molto molto golosa. Stefano e Alessio, qualche capello in meno, però. Buonasera a tutti. Inizia l'area di derby, già inaugurata settimana scorsa con Palmanova e Udine City, con la vittoria dell'Udine City, e adesso si continua perché c'è un altro scontro importante targato Friuli Venezia Giulia tra Maccan Prata e Palmanova, contemporaneamente anche un'altra sfida regionale tra Udine City e Pordenone, gara già iniziata, e dulcis in fundo un altro derby settimana prossima in quel di Pordenone tra Pordenone e Prata. Ma andiamo con calma, pensiamo ad oggi. Oggi pensiamo a questo, pensiamo anche a quello che quel bellissimo derby che si sta giocando a Udine, che interessa anche direttamente noi, perché in quanto la classifica vede che insomma noi in testa, l'Udine City e il Pordenone che ci seguono a ruota, usando un gergo calcistico. Ma vediamo quelle che sono le formazioni che vanno a giocare oggi qui al Palaprata. Parto dal Palmanova. Le formazioni: il Palmanova con il numero 1 Mazzili Riccardo, numero 5 Rovere Alex, numero 6 Luxic Alexa, numero 8 Sluga Klemen, numero 9 Radenkovic Milan, numero 10 Kandic Anel, numero 11 Bozic Slavisa, numero 19 Morassi Luca, numero 20 Kovacic Nick, numero 22 Langella Michele, numero 27 Sovdat Giaca, numero 28 Breda Samuele, guidati da Gallarati Massimo. Piccolo problema, Abbiamo recuperato. Andiamo con le formazioni del Maccan Prata, con il numero 1 Gabriele Azzalin, numero 4 Joao Pedro Guandelin, numero 5 Simone Zecchinello, maglia numero 7 Simone Azzalin, 8 Carlos Chinellato, numero 10 il capitano Andrea Buriola, con numero 11 Tilen Stendler, numero 12 secondo portiere Federico Marchesin, maglia numero 15 Oscar Spatafora, numero 17 Douglas Alvarlao, numero 20 Raffaele Contin, 22 Davide Zecchinello, allenatore Marco Sbisà. Ecco, due formazioni molto molto agguerrite per quest'oggi, per questa che è una partita molto interessante. L'anno scorso sia il Maccan che il Palmanova si sono scontrati due volte in tutto il campionato, ma erano per difendere la non retrocessione. Quest'anno invece sono davanti per difendere il primato. Certo, poi l'anno scorso non c'è stato l'equilibrio nel doppio confronto, perché è andata vittoria nettissima 7-1 per il Prata, con il gol anche di Buriola e Zalin tra gli altri. Al ritorno la vendetta del Palmanova che si è imposta sul Maccan per 5-2, davvero un'annata molto strana. È stata tutta un'annata strana nel 2020-2021. Quest'oggi c'è un grande assente, purtroppo per infortunio manca il nostro numero 12 titolare, Marco Boin, che ha preso una brutta contrattura al piede nella gara precedente, e anche Audac Hamza, che insomma non sarà dei nostri per un problema di infortunio in gara. Anche Marchesin un po' rattoppato, con un sopracciglio insomma non molto a posto, tenuto insieme da qualche strip, ma sappiamo che quando il gioco si fa duro il Maccan di certo non sta a guardare. Assolutamente. Poi tra l'altro anche due rientri, quelli di Carlos Chinellato e di Simone Zecchinello, tra l'altro autore di uno dei 3 gol nell'ultima partita in casa contro il Padova, finita 3-0. Quindi ci sono quasi tutti in questa giornata. Maccan Prata che nelle prime 5 gare ha fatto 5 su 5 con 21 gol realizzati e 5 solo quelli subiti, una sagra del gol. Capocannonieri di squadra al momento Davide Zecchinello assieme a Tilen Stendler, entrambi a cotta 4. Seguono Douglas con 3, Buriola e Guandeline 2, poi via via gli altri con 1, Audac, Boin, Chinellato, Spatafora, Simone, Zecchinello e Contin, l'ex tra l'altro di oggi. Ecco, siamo sempre
abituati a vedere un McCann che nelle prime fasi della gara studia, prepara e poi affonda il colpo nel momento. Pensi che sarà una gara diversa oggi? Ma diciamo che nelle prime 5 giornate abbiamo visto un McCann molto ordinato ed equilibrato, magari anche un McCann sofferente, perché no, però un McCann che ha sempre saputo tenere la testa alta. È chiaro, mi aspetto la stessa condotta oggi. E ho visto prima Mister Sbisà particolarmente concentrato, non voglio dire teso, ma concentrato nel momento in cui siamo entrati nel palazzetto, ci siamo incrociati. L'ho visto molto molto sul pezzo anche oggi, come sempre. D'altronde l'area di derby, e spendo anche alcune parole per il Palmanova, che ha iniziato alla grande, forse anche in maniera un po' sorprendente, con la vittoria in casa 2-1 sul Giorgione e la riconferma nel campo della Ghifema Luparense 4-1 contro la formazione di casa, poi 2 pareggi con l'Isola e il Belluno e una sconfitta contro l'Udine City nel turno precedente in casa. Però insomma vediamo che cosa ci riserverà questa giornata numero 6. Tra l'altro tra pochi minuti si incomincia, un Palaprata che si sta lentamente riempiendo, sempre nel rispetto delle norme. Ricordiamo che questa partita la potete vedere sul canale Teleantenna, canale 647 del Friuli Venezia Giulia, sul canale YouTube McCann Prata TV e ovviamente anche sulla pagina Facebook McCann Prata, oltre anche al profilo Instagram, con il quale poi potrete, futuro, votare il migliore in campo. Esattamente, sempre il miglior giocatore, l'MVP della giornata, che sta riscuotendo già discreto successo, e anche tra i giocatori c'è un po' di, al momento preso così come sorpresa, adesso invece no, ci si vuole assolutamente conquistare il trofeo, piccolo, simbolico, ma che sta a significare il grande impegno in campo per questi ragazzi che sicuramente non si stanno risparmiando. Le porte di ingresso negli spogliatoi ancora sono vuote, tra poco ci sarà l'ingresso delle 2 squadre, manca una decina di minuti. Le altre partite abbiamo parlato, la classifica, siamo alla regia pronta con la classifica dopo alla quinta giornata chiaramente del girone C della Serie B del calcio 5. Vediamo il McCann con punti 15, Udine City 13, Pordenone 12, Isola 10 e Futsal Cornedo 9, McCann 8. Siamo lì in un fazzoletto con un po' più staccate le altre formazioni, ma diciamo sono state giocate fino adesso solamente 5 partite, quindi è ancora tutto da vedere, tutto da giocare, però insomma le promesse promettono bene. Sì, poi tutto ancora in corso, l'altra hanno iniziato prima e al momento ci segnalano il momentaneo vantaggio del Cornedo sul Selico 5-3 e stesso risultato dell'Isola sul Gifema Luparense, vittoria al momento esterna del Padova a Vazzola contro Miti Vicinalis 0-0 tra Belluno e Giorgione, e riposa TM Gran Giorgione, perché ovviamente ogni sabato c'è qualcuno che sta sul divano. Esatto, e comunque la sorpresa Padova, che non è poi stata tanta una grande sorpresa, perché qui al Palaprata ha giocato molto bene, non ha concretizzato per fortuna nostra, però è riuscita a tenere ben alta e impegnativa la guardia del McCann, portando a casa un bel 2-0, 2 punti importanti, scusate, un 3-0 con 3 punti. 3 punti importanti per il McCann. Oggi non c'è Zecco con i numeri e comunque è stata una bella partita, un bel Padova che oggi si sta riscoprendo con il Miti Vicinale. Assolutamente sì, anche perché poi nel primo tempo abbiamo sofferto anche noi a raccontare questa partita, e tra l'altro stiamo vedendo le squadre, o meglio una squadra, quella del Palmanova, prima dalla porta del spogliatoio, Palmanova in maglia bianca, quindi niente tradizionale casacca amaranto, però sì, dovrebbe essere bianca, vediamo che sì, bianca. Il numero, sì, con il Palmanova allenato da Massimo Gallarati, con l'allenatore giocatore anche Slaviša Bozic, che tra l'altro gioca oggi con il numero 11 ed è una vecchia conoscenza, insomma un giocatore è molto affermato Bozic da tanti anni al Palmanova. Occhio anche agli ex, perché nel Palmanova c'è un certo Luca Morassi, portiere, che ha giocato anche con il McCann, e poi tanti giovani interessanti, a partire dall'altro portiere Riccardo Mazzidis, classe 99, ex Futura, e poi un blocco giovane con Alex Rovere e Alexa Ljuskic, entrambi del 2002, poi anche Samuele Breda del 2001. Tanti giovani,
ci sono anche giocatori esperti, oltre a Bozic del 78 abbiamo Jaka Sovdat del 1983, che in passato è stato anche capitano dell'Oplast Kobarid nella Serie A slovena. Ecco, tutte le informazioni date da Alessio, un vero e proprio almanacco per quanto riguarda tutto quello che è il calcio 5. Questo mi ha supportato moltissimo in questa stagione. Siamo ormai nella... Abbiamo, scusa se ti interrompo, abbiamo anche i parziali del primo tempo, quindi 0-0 tra Belluno e Giorgione, vince il Padova a Vazzola 2-0 col Miti, e 1-1 il derby Udine e Pordenone. Eccoci, siamo quasi, arbitri in casacca verde quest'oggi. Teniamo l'ok per la discesa in campo. Ecco il Macan sempre con la maglia gialla con le righe, diciamo, da voilà, tigre. Si inizia. La discesa in campo delle formazioni. In maglia bianca alla nostra sinistra il Palmanova calcio 5, in tenuta classica giallonera alla nostra destra il Maccan Prata calcio 5. Scambio di gagliardetti, il saluto delle formazioni. Dirige l'incontro il primo arbitro signor Baldo Davide di Conegliano, il secondo arbitro signor Finotti Luca di Rovigo e il cronometrista dal Basso Friuli Pines Flavio. L'applauso dei presenti e del pubblico collegato a casa via social e via TV. Manca davvero poco al via, adesso il tempo di dare alle formazioni lo spazio per le foto. Come da tradizione il Maccan parte dalla nostra destra. Maccan parte. Prima sfida regionale per il Maccan Prata dopo aver archiviato le 5 pratiche venete in un girone davvero molto arricchito, ricco di formazioni del Veneto. Ultime raccomandazioni da parte del primo arbitro, Sir Baldo Davide. Sarà Palmanova a gestire il primo pallone di questa partita e vediamo anche i 5 giocatori del Prata con Guandeline, Azzalin, Siniziaco, Tine Standler e l'ex del Palmanova Contine. Prima azione del Palmanova, vediamo subito Sluga a muovere il pallone con il Palmanova che gestisce questa prima opportunità. Subito la conclusione e la semplice parata di Azzalin che rilancia subito corto per Tine Standler. La prima azione per il Maccan Prata. Sì, iniziano come sempre gli avversari ad attaccare, cercano di trovarci freddi sulla partenza, ma subito si va a giostrare l'azione. Il Maccan che va all'attacco. Douglas! E subito la respinta con i piedi da parte di Morassi. Ancora Maccan. Continua l'azione della formazione di casa. Ci prova in questo caso Guandeline, nulla da fare. Attenzione perché il Palmanova può guadagnare qualcosa. Il tiro, il puntone sulla sinistra da parte di Kandic. Palla fuori. Abbiamo cercato di sorprendere Morassi con Tin, che anche lui è un ex, se non mi ricordo male. Esatto, quindi sì. ex, i due hanno giocato l'anno scorso insieme. Riparte il Maccan. Standler che prova questo duello, sbaglia il pallone, quindi il Palmanova potrebbe ripartire sulla fascia sinistra e ha spazio Kovacic, ex Maniago, con anche un passato al Bronx in Slovenia. Palla ancora per il Palmanova. Sluga
Prime fasi velocissime di gara. Col Palmanova che ha il pallone, qua lo recupera molto bene. Attenzione al contropiede, Contin, palla troppo lunga e non si intendono. Guandalini che aveva recuperato subito il pallone ha provato ad impostare a sinistra. Niente, ha perso l'occasione, si è trovato troppo avanti. Andiamo al Palmanova, ancora buona questa opportunità, poi ci prova Kandic che cade, ben marcato, ben vigilato da Douglas, e quindi si riprende con un possesso in favore della squadra allenata da Mister Svisà. Quindi McCann che manovra dal basso, ritmi tutto sommato bassi o comunque meno veloci rispetto a quelli dei turni precedenti. Contin stiamo sbagliando un po' più del previsto nei passaggi. Forse Douglas che cerca un dribbling, Stendler si parte da dietro, Stendler inneggia questo dribbling, perché c'è lo spazio, la palla però arriva male a Contin che però recupera, e attenzione perché c'è Douglas cerca Contin, il tiro murato, poteva farsi vedere l'ex, e poi fa sentire la sua presenza Tilen Stendler, ritornato dopo l'assenza dovuta a un lieto evento familiare, quindi la nascita della sua piccola, della figlia. E adesso è ritornato più carico di prima. Gol con dedica, speriamo. Se ne sono andati più di 2 minuti, 0-0 ancora al Palla Prata tra McCann e Palmanova. Primo derby per i gialloneri. Si pressa alto. Sta venendo fuori il carattere del McCann come sempre. Palla lunga qui a cercare, attenzione a Kovacic che è veramente un giocatore di grande qualità, però altrettanto Gabriele Azzalin che oggi sostituisce Boin, che abbiamo detto prima assente in questa partita. Ovviamente ci riferiamo per quanto riguarda Stendler al ritorno di Stendler in casa, però era già presente anche nel turno precedente nella trasferta vittoriosa di Sedico 1-3. Calcio di punizione per il Palmanova, ringraziamo anche la regia sempre presente che fa vedere questa fallo. Attenzione alla botta! Bello, non impensierisce assolutamente. Sofdat e palla fuori. Si riparte con Stendler su Alvaral. Douglas che cerca, e infatti chiama i suoi, vuole movimento, probabilmente allarga un attimo le braccia. Comunque il McCann che torna in possesso, che cerca di costruire, abbiamo detto sì, non con ritmi particolarmente elevati in questa frazione, con Contin che però perde palla. Attenzione, qui cerca poi di recuperare il Palmanova che timidamente prova a farsi vedere, così come si fa vedere adesso Contin, però viene servito sulla sinistra Guandelin che allarga a destra per Stendler, ancora per Guandelin che ha accanto Douglas che potrebbe servire. Attenzione, Contin, il taglio, palla a cercare nessuno, probabilmente l'inserimento di Stendler, infatti col dito si scusa come dire sì, effettivamente dovevo entrare, però non si sono capiti. Lo schema era quello, piccola incompressione con Stendler, un'occasione veramente ghiotta per il McCann. Fase di rodaggio in questi minuti con Morasti che adesso esce, il tiro, la parata di Azzalin. Douglas sulla zona bassa del McCann, ancora Douglas a cercare Contin, bravo di prima intenzione, è buona, attenzione, il tiro della corrente, pare Douglas, Azzalin, anzi scusate, di Guandelin che era arrivato in carica sulla fascia destra e poi ha provato in corsa a tirare, e palla alta di poco. Ecco, chiaramente palla che non ha impensierito per niente Morassi, era lì sulla traiettoria. Il Palmanova in questo momento prende un po' di coraggio, prova a tirare fuori la testa dalla propria metà campo. E la testa ce la mette Douglas qui. Ancora McCann con Guandelin a cercare ancora Douglas che viene ben pressato, si fa vedere Douglas, attenzione perché gli arriva Kandic di gran carriera, e ancora Contin deve arretrare tantissimo, e però perde palla
attenzione, Palmanova, il tiro simile, e poi Azzalin con grande sicurezza riesce a bloccare il Prata che torna in possesso, però effettivamente fa fatica a costruire qualcosa qui, litiga un attimo col pallone Contin, Douglas, il tiro che carambola addosso una maglia bianca del Palmanova, poi l'arbitro fischia il possesso in favore del Palmanova, un calcio di punizione. Nel frattempo ci segnalano dalla regia la vittoria del Cornedo in casa sul Sedico, 5-4. Palmanova che sta prendendo veramente coraggio. Attenzione però qui sbaglia però il Prata. Puoi ripartire, Roberto. Sì, Palmanova prende coraggio e anche in questa azione qui abbiamo atteso un po' troppo per andare nel contropiede e forse era sbilanciato Palmanova. Douglas sbaglia qui, attenzione perché può ripartire Palmanova, è in superiorità numerica, attenzione al tiro, palla fuori, incredibile opportunità per Sluga, in superiorità numerica. Ma ha preso il palo, vediamo il replay, 2 contro 1, questa è un'occasione importante, sì, scheggia il palo, è un'occasione importante, però c'è una deviazione, palla grande opportunità per il Palmanova, qui invece questo tiro, insomma ci ha provato, diciamo. Non possiamo dire alle stelle perché siamo al coperto, però sostanzialmente diciamo leggermente altro sopra la traversa. Leggermente, la barba alla traversa. Dylan Stender va indietro, buono questo scambio di Douglas che poi riceve. Douglas adesso deve inventarsi qualcosa, Contin pressato, perde palla, attenzione, brutta palla quella persa da Contin, poi ci prova Sovdat, bravo, qui Azzalin è rimessa per il Palmanova, ci sta credendo il Palmanova e non è molto contento, immaginiamo. Sbisac adesso inserisce Spatafora al debutto in questa partita, ovviamente. Però c'è un altro cambio, vediamo. Esce anche Contin e quindi c'è il secondo cambio e oltre a Spatafora entra anche, lo vediamo adesso davanti, Chinellato. Due cambi, un Prata che non ha iniziato, diciamo, strombattuto. Anzi, possiamo dire che in questi minuti c'è stato un sostanziale equilibrio col Palmanova che ha avuto la più grande occasione poco fa con Sluga. Assolutamente sì, adesso vediamo come ha cambiato le carte in tavola il mister Sbisà. Chinellato che ritorna in campo dopo un'assenza di 2 settimane, quindi importante il recupero del giocatore numero 8, tra l'altro anche uno dei tanti nuovi arrivati in questa estate. Spatafora, Stendler, garanzia, Spatafora, Stendler a sinistra, è quella la sua zona, Stendler la finta, prova il tiro, non era facile anche perché il difensore gli ha sbarato la strada, rivediamo, ecco, ringraziamo la regia, diagonale, d'altronde poteva fare ben poco. E ora riparte il Palmanova con ritmi piuttosto blandi, perché comunque cerca di fare il suo senza tante pressioni, e poi qui sbaglia invece Sovdat. È cambiata la pressione, che ha messo con i nuovi entrati, con Chinellato e Spatafora. È un Maccarna un po' più mordente rispetto al quintetto iniziale. Spatafora addirittura a coinvolgere Azzalin che prova il lancio lungo per cercare Chinellato, non ci arriva e quindi riparte ancora il Palmanova. Nulla di fatto in questi 6 minuti, ancora 0-0 al palla parata. Ancora il Palmanova, Sluga, uno dei più presenti in questi minuti. Sluga che, attenzione, si fa tutto il campo, poi Stender ostacola le sue idee e guadagna anche una rimessa laterale. Bravo Thielen qui, perché Sluga stava cercando di fare una bella incursione, palla al piede. E ancora il Maccampata, palla gialla, giallo-nero. Thielen, Stender, Spatafora e da zona bassa Chinellato a sinistra, Chinellato riceve, serve a destra per Douglas, Chinellato, ancora giro palla Douglas che innesca Spatafora, Chinellato continua questo giro, questo possesso palla, questa melina del Maccampata alla ricerca però della prima vera occasione. Qui sbaglia Chinellato, attenzione perché il Palmanova potrebbe partire, riparte. Attenzione, in 3 il Prata, potrebbe esserci questa azione, Chinellato per Stendler, no! Incredibile, gli ha chiuso la porta Morassi, proprio un'occasione per parte qui, pronto Chinellato su Stendler, anche un rimpallo, qualcosa, rimane la palla a Chinellato che poi allarga per Stendler. Bravo anche Morassi qui a sbarrare la strada, però calcio d'angolo per il Prata. Seguiamo. Si rimuove
al centro, Stendler, tiro murato da Bozic. Stiamo uscendo fuori adesso abbiamo lasciato che scarichino un po' le energie il Palmanova, riprende il Macan. Spadafora, ancora il Prato, attenzione, Zecchinello, Spadafora a cercare in qualche modo Chinellato, non sappiamo se era voluto o meno, comunque c'è la palla che arriva al Palmanova e attenzione subito Palmanova, potrebbe esserci questa opportunità con Sluga che però non intende, attenzione perché la partita si accende improvvisamente. Zecchinello, Chinellato! Ego! Mister Chinellato Carlos Enrique! Si era accesa negli ultimi secondi la partita, qui la zampata di Zecchinello a cercare Chinellato che si fa trovare pronto al centro, poi grande festa con i suoi compagni che sono in panchina e non solo, quindi si sblocca. Secondo gol per Chinellato, grande rientro per lui dopo le 2 settimane di stop, 1-0 Prata. Siamo le solite, Alessio, li lasciamo credere di poterci far male, li controlliamo, li cerchiamo e poi ci infiliamo nelle maglie dell'avversario. Grandemente questo Macan, grande personalità. Recuperare la palla Zecchinello, c'è questa opportunità, nulla da fare, quindi ancora Prata a Salin dai suoi piedi, anzi dalle sue mani è nata l'azione dell'1-0, però una parola la devo spendere per Davide Zecchinello, davvero fondamentale in questo inizio di campionato. 4 gol assieme a Stender, però anche diversi assist, protagonista in molte azioni vincenti del Prata. E si riparte con il Palmanova che in questo momento deve ricostruire, ma il Macan galvanizzato da quel bel gol di Chinellato cerca ancora di sfondare avanti la difesa. Attenzione perché avrebbe lo spazio ma dopo non riesce a fare granché qui Chinellato, l'autore del gol che ha sbloccato la partita un minuto fa, quindi Chinellato che adesso è in gran spolvero. A destra Spadafora cerca qualcuno, Douglas che però viene anticipato, ancora Spadafora al sinistro. Grande tiro, non ha sorpreso Morassi ma era lì nello specchio. Continua il pressing di Zecchinello. E probabilmente qui la palla esce, va addosso al cronometrista, quindi rimessa laterale per il Macan Prata affidata ai piedi di Spadafora, anche se si tarda qualche secondo con la battuta. E comunque palla indietro, quindi messa in gioco dal Prata. Siamo proprio sulla zona centrale del campo con questo passaggio di Spadafora che deve però fare qualche metro indietro e quindi servire a Salin, che serve poi a destra a sua volta Chinellato che addirittura avanti. Adesso palla a piede Zecchinello. Qui davvero entusiasmante questa azione, ancora Chinellato sbaglia, si trova il pallone, non so che cosa voleva fare. Vediamo l'azione al replay, il passaggio con Chinellato si gira. Voleva beffare forse Morassi dalla parte per, attenzione qui cerca di farsi vedere Kovacic, l'arbitro fischia il calcio di punizione e cambio, esce Douglas, rientra, entra Mister Buriola. Stavo vedendo anche Tilen Stender, uno dei prossimi probabilmente ad entrare, si è tratto in inganno alla pettorina, credevo la togliesse seduta stante, invece è entrato appunto Capitan Buriola. Si riparte sempre con il pressing del Palmanova che però non sta in questo momento presiedendo, esce Chinellato, adesso entra Stender, era previsto questo cambio. Applausi al 5, addirittura la grande spinta di Contin, ex Palmanova, che si complimenta. Attenzione, Buriola aggancia molto bene, però poi non riesce a fare sulla palla Palmanova che adesso si fa vedere. Attenzione a questa opportunità, Spadafora fa sentire la presenza, poi ancora molto bravo Kovacic, contropiede Stender, contrasto tra unici, Stender ce la fa, forse esce, no, è buona Stender la tira alta, probabilmente la panchina del Palmanova aveva da dire forse che era fuori, però, da notare come invece si rammaricava per aver lasciato spazio a Stender. Vai Roberto. La pulce di Buriola ha saltato da una parte all'altra, prima un'occasione, è andato a riprendersi la palla nella sua area e ha rilanciato l'azione. Rimessa laterale per il Palmanova affidata a Capitan Langella, classe 99, un giovanissimo capitano.
che gioca indietro, poi cerca subito l'appoggio verticale per Kovacic, che però viene ben sorvegliato da Spadafora, quindi nulla di fatto per il Palmanova. Riprende il McCann, brivido molto basso Stender, attenzione, contropiede, Spadafora, palo di Spadafora, e anche questo eccolo qui il replay davanti a Morassi col destro, il palo gli toglie la gioia del gol. Ottima azione in questo caso, ottimo davvero l'intelligenza di Stendler, ma ancora qui McCann in superiorità numerica. Stendler allarga a sinistra per Zecchinello, cerca il duello con il numero 22, non lo supera, ci prova dopo, poi Buriola cerca di di complicare i piani del numero 22 Langella, e quindi rimesso laterale per il Palmanova. Intanto siamo quasi arrivati a metà di questo primo tempo, corre abbastanza velocemente. Sì, ma pieno di emozioni, pieno di gioco, pieno di veramente bel calcio qui alla Palla Prata, con il McCann, con il gol di Chinellato che è avanti sul Palmanova. Stiamo tendendo l'arrivo della palla, eccolo qui con Sudai. Peccato, Sovdat, peccato per il palo di poco fa, poteva essere un'occasione. Sovdat a cercare praticamente la porta di emergenza, ha cercato probabilmente un inserimento, sì, un inserimento che però non è riuscito, quindi è rimessa per il McCann. Stendler è orizzontale per Zecchinello, Stendler cade, non ci sarebbe mai arrivato nel frattempo, e si sta per avvicinare un altro cambio per il Prata. Zecchinello, Stendler indietro per Spadafora, elegante Spadafora, Zecchinello ancora, Spadafora praticamente sulla linea di Azzalin, e la palla che arriva all'ex Morassi. Sì, non la lascia uscire, riparte, rilancia il Palmanova. Nulla da fare però, perché non c'è il movimento adeguato da parte di Kovacic, quindi rimesso laterale per il McCann. Cambio, esce Oscar Spadafora, buoni davvero minuti molto buoni per lui, rientra, no anzi entra Guandelina. Attenzione a questo lancio da parte di Azzalin a cercare Stender, buona l'uscita di Morassi, e quindi nulla da fare. Altro cambio anche per il Palmanova, entra Luskic, classe 2002. Riparte con Morassi il Palmanova, cerca l'accompagnamento con Stendler a fare pressing alto. Attenzione, Zecchinello subito vorrebbe guadagnare velocemente, rimesso laterale però invece arretra per Capitan Buriola, zona centrale. Buriola, Zecchinello cerca di fare qualcosa, serve a sinistra Guandelina, palla alta, Stendler la stoppa molto bene, Stendler potrebbe servire qualcuno, va dietro, gioca sicuro per Guandelina. Buriola, intanto Guandelina cerca di farsi spazio davanti Stendler, però il McCann arretra, Stendler dei numeri da giocoliere, poi cerca Buriola, la palla ancora al McCann Prata. In qualche modo la sicurezza del McCann Prata in queste giornate, questo è un fattore importante, anche quando la squadra magari non riesce a dare il 100%, anche nei momenti di difficoltà, sì, al momento ha sempre avuto la testa. Alessio, quel brivido lì poteva anche risparmiarsi, assolutamente, Stendler, sì. Assolutamente, magari su 5-0 te lo puoi permettere, sì, ma non adesso. Langella allarga a sinistra per il Palmanova, poi notevoli finte qui, attenzione perché c'era Morassi un attimo fuori, poi Langella, bravissimo Langella qui col destro, che gol ha fatto, che gol ha fatto Langella, grandissima azione del numero 22, 1-1, l'ha fatto tutto lui. Non bisogna distrarsi, il Palmanova va a pareggiare con 1-1. Langella è qui davvero una grande giocata del punto numero 22 in pochi secondi. D'altronde la partita si può decidere anche in un'azione di pochi secondi, basta anche arrivare un attimo in ritardo e possono punire, quindi 1-1. Da ricostruire il tempo, da ricostruire l'azione, ma non... Guandelina con calma, Contin che rientra in campo, guadagna la rimessa laterale però molto indietro, affidata ai piedi di Douglas, agli scarpe verde di Douglas. Guandeline, Contin, guadagna, Contin in mezzo a cercare Guandeline, poi non si intendono i giocatori del Palmanova con Sovdat che prima recupera, poi spazza alla terzino di calcio 11 Kandic, che tra l'altro ha giocato anche nel calcio 11 nel Moimacco, e quindi rimesso laterale per il McCann Prata. Riprende con Guandeline, Stendler l'azione, chiamato avanti Contin, si abbassa,
Sì, era un servizio piuttosto forte. Cambio, intanto esce l'autore dell'1-1 Langella, applaudito comunque anche dal mister Gallarati, doppio allenatore tra l'altro per il Palmanova, in panchina Gallarati, poi nel ruolo di giocatore allenatore anche Slavica Bozic, il numero 11 del Palmanova. Riprende ancora Contin, fermato dalla difesa del Palmanova. Fa un po' fatica in questo momento il Macan, forse ha risentito di quel gol preso. Forse ci vorrebbe anche un po' un time out per cercare un attimino di organizzarsi. Ancora non ci sono stati momenti di intervallo, di break in panchina. Bravo qui Contin che si fa valere. Ottimo questo servizio. Attenzione, Douglas fermato. Stander 2-1. L'abbiamo chiamata! L'avevamo chiamata! L'abbiamo chiamata! Il gol di mister! Attenzione però, c'è un problema per... Vediamo, si rialza per Douglas, guardiamo la regia. Ah sì, perché Stanley! c'è stato il contrasto, certo, subito da Douglas. L'azione è continuata e poi Standler della sua zona ha siglato il quinto gol stagionale, quindi al momento la decidono i capocannonieri anzi la decidono Standler e l'assist man Davide Zecchinello, però il primo gol non è suo, bensì di Chinellato. Quindi c'è una munizione di un giocatore del Palmanova in campo. E dovrebbe essere proprio Slavica Bozic, esatto, sì. L'allenatore, l'allenatore giocatore Slavica Bozic ammonito. Però cambia risultato, buon per il Macan, 2-1, il pareggio di... Io immagino che questo gol insomma sarà dedicato alla piccola vita. Eccola, ci voleva. Riparte il Palmanova e anche Standler va a mettere il suo sigillo in questa partita. Attenzione a questo contropiede, Douglas! Bravissimo qui, Sluga! Bravo di nuovo Douglas a impedire il contropiede, ha intercettato il rilancio, eccolo qui, vediamolo nel tiro, e a intercettare poi l'eventuale contropiede avversario. Fondamentale qua la chiusura di Sluga, perché c'era Douglas davvero che aveva un'ottima opportunità, una sorta di rigore in movimento. Contin che fa davvero molto lavoro sporco, si sta sacrificando, ha segnato tanto col Palmanova, forse qualche gol in meno col Macan, però diciamo c'è un gran lavoro, poi sicuramente deve ritrovare un po' anche la condizione, ma sicuramente il minutaggio li fa più che bene per Contin, che comunque è andato anche in gol nella partita con il Gran Giorgione 7-2. Douglas, bravo qua, Kovacic, forse Douglas, sì, il calcio d'angolo, abbiamo preso il calcio d'angolo. Sì, non era riuscito a vedere l'arrivo, proprio il fulmine di Kovacic che ha salvato i suoi, calcio d'angolo. E poi il tentativo, una volée di Chinellato alla Zinedine Zidane, però con meno effetto, un effetto meno felice per lui, però almeno ci ha provato il numero 8 delle Macan. Siamo arrivati a 6:55 dal termine di questo primo tempo, non certo avaro di emozioni, non certo avaro di bel gioco. Il Palmanova che ci prova, ma non si intende Morassi con... Kovacic, palla che finisce fuori, riparte il Macan. Che rischio qui, perché stava arrivando Kovacic. Amano il rischio, Roberto. C'è poco da fare, eccolo qui a proposito. E poi Douglas. No, è Alvaral che ha... No, era Douglas. Sì, Douglas. Che rischio qui, perché gli è arrivata la palla a Kovacic, non si sa neanche come. Semplicemente era in mezzo. Quindi bisogna stare molto attenti a questi regali. Si sta regalando un po' troppo. Manca un mese a Natale, un mese e mezzo. Sì, aspettiamo Babbo Natale per i regali. È quello che purtroppo è stato il calo di tensione, è quello che ci va a fregare come nel gol di Langella. Si riparte Douglas. Con Douglas che cerca a destra il suo compagno. Poteva essere una buona opportunità per Contin, però aveva letto molto bene Sovdat che era lì e con la testa. Tra l'altro giocatore anche abbastanza alto. Il giocatore sloveno del Palmanova. Bozic ammonito poco fa dalla panchina, ritorna in campo. Attenzione, qui c'è Sovdat che ha spazio, poi Douglas chiede e guadagna la rimessa laterale. Di esperienza Douglas riprende la palla. Un Macan che per ora si sta vincendo 2-1, ma sta vincendo anche molti contrasti, a parte in questo caso Contin che comunque l'ha vinto. Che comunque l'ha vinto, ecco, appunto. Era un duello prolungato, poi c'è si sta facendo stretching, riscaldamento
stanno facendo riscaldamento alcuni giocatori del McCann dalla panchina pronti a entrare. Vediamo Douglas a cercare Contin che prova il tiro, addirittura questa volta ha voluto provare in diagonale. Morassi invece era presente. Qui Douglas cerca in qualche modo di recuperare, lo fa bene affidandosi poi al socio Chinellato. Chinellato incrocia, ma lettura buona. Gwendalin non ha capito la mossa. Riparte il Palmanova. Abbiamo Langella su. C'è Simone Azzalin che tanto si sta scaldando, dovrebbe entrare anzi senza dovrebbe entrerà tra poco. Vedremo al posto di Gwendalin, poi ancora Douglas, tunnel, Langella però non riesce a guadagnare terreno, poi senza tanti problemi Slavizabovic spazza e quindi rimesso laterale per il McCann Prata. Tutto questo quando siamo a quasi 5 minuti dalla fine primo tempo. Ed c'è il cambio, è uscito Contin ed è entrato. Azzalin, attenzione qui ancora il Gabriele Azzalin. No, Simone, adesso Gabriele Azzalin, il fratello Simone. Quindi abbiamo i due fratelli Azzalin in campo. Esce anche, torna dentro Spatafora e c'è il cambio con Gwendalin. Lo so che tutti stanno aspettando il momento degli Azzalin e degli Zecchinello, che tra l'altro era già avvenuto questo in qualche trasferta fa, però ovviamente al di là del quadro familiare c'è da vincere questa partita contro il Palmanova. 2-1 al momento con il McCann. Seguiamo questa azione che però arretra la formazione di casa. Chinellato a cercare Spatafora ancora Chinellato, il possesso molto lungo del Prata con Bozic che prova a farsi sentire. Azzalin, questa opportunità, molto bravo qui Douglas nel contrasto aereo, altrettanto bravo Lucic a mandare insomma in rimessa laterale. Ci riprova Spatafora per la rimessa. Vediamo lo schema impostato da Mister Sbisa. Douglas a recuperare, a guadagnare palla, anzi la finta, buona questa opportunità, ma che anche ancora palla Spatafora, raso terra per Morassi. Non si è fatto sorprendere Morassi, tiro non impegnativissimo. Qui ha chiamato il fallo, non è d'accordo la panchina del McCann, quindi calcio di punizione per il Palmanova. Probabilmente un attimo stratonato il giocatore, rivediamo un attimo se abbiamo replay. No, comunque c'è una punizione, è da posizione piuttosto interessante. Slavizabovic tra l'altro indossa anche un cerotto muscolare sulla gamba sinistra, quindi non al top, però con il destro può far davvero male. Vediamo la barriera del McCann, anzi una mini barriera, ma mini, con Slavizabovic che prende una lunga rincorsa, batte Bozic, una botta, poi bravo Azzalin, il piede, Prata, il tiro bravo qui, la lettura di Sluga a salvare la formazione del Palmanova. Rivediamo il replay. Eccolo qui il replay del tiro. Bravo, buona la parata di Azzalin. Calcio d'angolo per il McCann, 4:15 sul cronometro, palla sporcata ancora calcio d'angolo. Affidato ancora a Spatafora? Penso proprio di sì, vediamo. Sì, perché guadagna, con quindi Chinellato che aveva provato a inserire la palla deviata, secondo calcio d'angolo consecutivo. Spatafora, va in centro. Douglas, la botta, Douglas, niente, la finta a sinistra, niente, l'arbitro fischia. E quindi attenzione, subito Palmanova che approfitta, Langella, e qua sbatte sul muro Spatafora e cade. Molto bravo qui Langella, davvero è un giocatore molto agile, quindi da tenere d'occhio, anzi ha segnato anche il gol del momentaneo 1-1 con una grande giocata. Kovacic a fermare il McCann che comunque era ripartito bene, è rientrato Davide Zecchinello al posto di Douglas. Attenzione, Bozic serve, bravo, e ancora Azzalin coi piedi. Azzalin, Gabriele di nuovo a fare la differenza, eccolo qui sull'intervento da breve distanza, a chiudere la porta a Sluga che va alla rimessa, 3:44 al termine di questo primo tempo. La botta di Langella,
Sì, senza arte né parte. Senza arte né parte, è un giocatore che veramente però con i suoi piedi sa davvero essere molto veloce. Intanto esce ancora Slavica Bozic, al suo posto abbiamo Anel Kandic, classe 99, anche lui è un'esperienza nel calcio 11 nel Moimacco. Tanti giocatori con esperienza nel campo grande, diciamo, nel campo all'aperto. Nel campo piccolo c'è da correre, però ci si bagna meno. Sì, beh, sicuramente. Non riesce a prendere... Ed ecco il primo time out chiamato dal Palmanova. Dal Palmanova, quindi un attimo di fiato per noi sul 2-1 del McCann. Ricordiamo le reti, il vantaggio di Chinellato arrivato al sesto, e poi il pareggio di Langella, e quindi 2-1 di Stendler. Ecco, sì, una partita veramente vivace e interessante quella quest'oggi qui a Prata. Sapevamo che il Palmanova avrebbe venduto cara la pelle e non sarebbe stato un incontro materasso, ma comunque un incontro molto molto interessante. Dagli altri campi notizie che il Pordenone sta vincendo 4-1 sull'Udine City, il Padova si sta facendo rimontare dal Miti Vicinali, sta ancora vincendo 3-2, e anche l'Isola, che vinceva precedentemente 5-1, adesso sta vincendo 5-4 contro il GFEMA Luparense. 6-0 del Campieri Belluno sul Futsal Giorgione. Queste le partite degli altri campi. Qui il time out termina in questo momento, mancano 3 minuti e 34 al termine di questo primo tempo tra il McCann e il Palmanova, con il McCann in vantaggio 2-1, rimessa laterale per il Palmanova. Nel frattempo sulla pagina Facebook fanno i complimenti, perché facciamo vedere la partita anche per chi non è presente. Ovviamente ringraziamo il nostro seguace, il nostro follower, e ricordiamo che questa partita, oltre alla pagina Facebook, si può vedere sul canale YouTube McCann Prata e anche su Teleantenna 647 del digitale terrestre per il Friuli Venezia Giulia. McCann Prata in questo possesso, attenzione, buona questa opportunità, Zecchinello a sinistra, no! Stendler l'ha visto, non lo so, ha provato col diagonale, forse sì, bravo Morassi qua ad allungarsi, quindi calcio d'angolo. Eccola qui l'azione con Morassi proprio in parata. Stava facendo il movimento Stendler, quindi non era pronto. Parata plastica di istinto, calcio d'angolo, ancora Spatafora dall'angolo. Vediamo se lo schema sarà quello precedente, c'è movimento in centro. Palla per fortuna scivolosa, qui deve farsi vedere, attenzione, perché si deve fare vedere. Simone Zecchinello, rischio qua, forse un po' tradito dal qua il contrasto tra Kovacic e Stendler. Ancora Stendler guadagna palla, Stendler a cercare Spatafora che stoppa molto bene questo pallone, che forse non era arrivato in maniera molto pulita, ma davvero bravo il giocatore. Si è riuscito a farla rimbalzare bene per mantenerla sempre del McCann, palla che proprio lo stesso Spatafora sta per rimettere in gioco. Zecchinello per l'altro Zecchinello, quindi tutto lavoro in casa. Zecchinello a cercare Spatafora per zona centrale, buona questo movimento di Davide. Zecchinello che potrebbe cercare Simone, invece no, va sul muro del Palmanova che potrebbe ripartire, lo fa adesso con Langella a cercare a destra Kandic, ancora Langella, questo giro palla interessante da parte del Palmanova, poi cade Kovacic, ma è rimessa dal fondo per il McCann con Azzalin. 2 minuti e 25, quindi ci avviciniamo sempre di più alla fine di questo primo tempo, ma c'è ancora molto da dire con il Prata a cercare Stendler, la palla va addosso a Langella e può ripartire il Palmanova in questa opportunità con la sinistra. C'è dall'altra parte Kovacic che però si allarga, ma intanto c'è il lavoro da parte di Kandic, palla fuori. Non c'è un minuto da perdere, non c'è un secondo da respirare, e anche nel tiro con Stendler sembrava che la palla potesse filtrare. Zecchinello, Simone qui si complica la vita, attenzione a questa opportunità per il Palmanova, sporcata Gabriele, sporcata da Davide. Stendler, però c'è il numero 8 Sluga, e la prospettiva mi aveva tradito, stavo vedendo Stendler da solo, invece c'era Sluga attento, quindi stavo già fantasticando il contropiede per il McCann. Comunque rimessa laterale per il Prata. Stendler sorvegliato speciale, prova il tiro di sorpresa, una sassata da parte di Spatafora. 1,50 ancora quindi di
possiamo dire sofferenza, No, usiamo no, un altro no. termine, però vogliamo di vedere passione, dai, di passione. vogliamo perché vedere magari un altro gol del McCann, dai, per essere un po' più tranquilli. Eccolo qui, Stendler si gira molto bene, però non c'era nessuno. A parte che la palla gli è arrivata in modo molto sporco rocambolesco, ha cercato di fermarla, gli è girata sopra la testa. Un tentativo di rovesciata spettacolare. Va a fare pressing, subito. Qui sbaglia il Palmanova, si arrabbia Gallarati, il mister del Palmanova. Zecchinello guadagna la rimessa laterale, è una palla davvero sprecata male dal Palmanova, infatti c'è Morassi che richiama i suoi, forse troppo leggeri in questa opportunità. Rimessa per il Prata, buon per il Prato ovviamente, che guadagna metri. Stendler, tiro ribattuto dall'Angela che si riscatta dall'azione precedente, quindi calcio d'angolo in favore del McCann Prata, l'ennesimo in pochi minuti. Siamo lì in fase d'attacco, prova nuovamente a filtrare la Zecchinello, palla. Stendler, Sì! Mister Stendler, Dylan per il 2-0 personale e il 3-1 del McCann. L'abbiamo detto, si sono galvanizzati. Avevo detto che forse se arriva il secondo gol di scarto per essere un po' più tranquilli. Il signor Dylan Stendler, sesto gol in 6 partite, non le ha fatte neanche tutte, comunque una ottima media per lui e buona per il McCann che realizza il suo 24esimo gol. Attenzione però qui il Palmanova che guadagna opportunità e spreca malamente con Candice. C'è stata la parata, il corpo di Spatafora, messo, eccolo qua, rivediamolo, guardiamo il tiro, con il corpo di Spatafora che ha coperto la porta e ha dato il tempo poi a Zalin di rientrare. Buriola molto bene qui, però cade, guadagna calcio. La pulce del McCann, Buriola cadendo, eccolo qui, riesce ad andare avanti a procurarsi il fallo. Pulce ok, però è anche difficile togliergli il pallone, un po' alla Tevez. Vabbè, forse non hanno le stesse caratteristiche i due, però è un giocatore di grande grinta e anche capitano, d'altronde. Capitano per qualche motivo, ma comunque possiamo dire tutti i giocatori del McCann che stanno facendo davvero una grande prova, sempre presenti sul pezzo, magari a volte sbagliano qualcosa, ma comunque ci stanno mettendo l'anima in campo, è quello che viene chiesto, insomma, da una squadra che punta in alto e lo sta facendo in queste 6 giornate. Spatafora a cercare Buriola, Stendler non vede la palla, ancora Stendler, attenzione perché c'è sempre il McCann lì a farsi sentire. Rimessa laterale per il Prata, non ha visto la palla, Buriola la cerca, pardon, Stendler ce l'aveva lì. Adesso rivediamo l'azione, eccola qui, c'è la palla, Buriola, Stendler si gira, non la trova. Qui guadagna l'ennesimo calcio d'angolo il Prata, o è rimessa laterale? No, calcio d'angolo, Spatafora nuovamente protagonista dall'angolo. Abbiamo perso un po' di palloni in quell'angolo, quello lì che ritorna. Rimessa laterale, ok, un angolo corto. Stendler, meno di un minuto alla fine, Stendler cade, calcio di punizione. D'altronde gli toglie l'equilibrio dovrebbe essere stato Kovacic, grazie anche alla regia. Punizione nella zona interessante. Credevo più centrale, no, ancora allora leggermente defilato. L'arbitro Finotti dice devo fischiare io prima di... Ma mi sembrava un po' più al centro, invece no, ok. Quindi Spatafora a incaricarsi della battuta quando mancano 55 secondi alla fine di questo primo tempo. Una buona rincorsa per Spatafora. Parte Spatafora, bellissimo tiro! Calcio d'angolo Morassi che nega ancora la gioia a Oscar. Col collo pieno, bravo poi Morassi a dire di no a Spatafora. Calcio d'angolo, ancora no scusate, il calcio d'angolo affidato ancora al McCann ed era Spatafora, sempre, quindi sia da una parte che dall'altra. Chiama lo schema, 51 secondi, Spatafora, Buriola, il tiro. Calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo. Ho perso il conto di corner, saremmo sicuramente a 10, ma anche di più. Spatafora, la palla sporcata dalla difesa del Palmanova, rimessa laterale ancora per il Prata. Il Palmanova non riesce a uscire e quindi dovrà restare lì rannicchiata in pochi metri. Buon per il Prata che cerca, perché no, anche la quarta rete. Spatafora continua a cercare
il gol dell'ex, la palla poi bravissimo sì, Morassi. rammarica la Contini, eccola qua, c'è mancato veramente niente, la girata e Morassi sembrava che la palla girasse in porta. Sì, ha fatto una traiettoria molto strana, però molto bravo anche Morassi, che però adesso si sta toccando l'inguine, è nell'occasione proprio della respinta, adesso guadagna ancora qualche dolore, si sta toccando verso quelle parti, anche un po' di stretching per lui. Vabbè, adesso fortuna per lui ci sarà l'intervallo. Attenzione Contin, l'ex Buriola che perde palla qui, Langella, brutta palla persa. No, recupera Stendler, confusione totale in questi 25 secondi. Stendler perde palla ancora, il Palmanova Bello, grandissimo Azzalin. Ma questo vale come un gol, grandissimo portiere. Contin cade, 15 secondi. Stendler, l'ultimo attacco, 8 secondi. No, probabilmente la difesa, perché c'è il Palmanova. Vediamo se c'è un tiro da lontano. Niente da fare, Stendler finisce il primo tempo. Termina il primo tempo. C'è il replay proprio di questa azione. Eccola qui, guardate il tiro e come Azzalin con la gamba, con l'incrocio, ha fermato la palla. Un gesto felino. Quindi finisce il primo tempo 3-1 per il Prato, un vantaggio che possiamo dire assolutamente meritato. Apre le danze Chinellato su assist di Zecchinello, il pareggio di Langella, poco dopo il 2-1 di Tinen Stendler e il 3-1 sempre di Tinen Stendler, sesto al centro per lui. Si va negli spogliatoi con il Maccabi in vantaggio 3-1 e il grande spettacolo qui al Palla Prata. Per gli amici da casa un mini break per voi.
rientriamo al Palla Prata per il secondo tempo tra il Macan Prata Calcio 5 e il Palmanova, dopo un primo tempo assolutamente spettacolare che vede gli uomini di Sbisà in vantaggio 3-1 sul Palmanova. Alessio. Ma come ho detto prima, un vantaggio meritato, una Prata che magari non è partito al massimo, però con la pazienza delle squadre forti è riuscita a trovare il vantaggio. Ha subito anche in maniera fulminea il pareggio con una grande giocata di Langella, poi dopo è riuscita subito a trovare la quadra e a fare l'1-2 con Tiller Sender. E adesso il Prata che inizia in questo secondo tempo con il primo possesso palla con Douglas, il tacco di Zecchinello, la parata di Azzalin a cercare probabilmente Chinellato, che però non si è mosso, e quindi la palla al Palmanova. Abbiamo risolto, abbiamo qualche problema forse con con la cuffia segnale, adesso... sì, ok, che va e viene. Adesso va meglio. Douglas, la difesa del Macan che sta un attimino Chinellato a sinistra, con calma e comunque con serenità il Prata prova ad impostare, però perde qua malamente. Chinellato tra due subito. La distrazione. Il gol di Kovacic, forse troppa calma in questo caso. Bravo Kovacic ad arginare, quindi il gol del 3-2. Eccolo qui, è arrivato, c'è stato troppa sicurezza che ha portato al gol. Riparte il Macan. Zecchinello. Quindi si accorciano le distanze con il Prata. Attenzione al Palmanova, ancora. Douglas che prende questo tentativo da parte del Prata, calcio d'angolo per il Prata. Bisogna subito stare molto attenti, mantenere la calma allegriana, come si dice sempre. Rimessa appunto per il Macan, non calcio d'angolo. È un po' quello che succede di solito nel primo tempo. Zecchinello, no, brutta questa palla. Douglas spazza, ecco, un po' di leggerezza, o forse il timore, magari la convinzione psicologica, no, di averla chiuso il primo tempo col doppio vantaggio, di dire vabbè adesso è in discesa. Invece il Palmanova si è fatto sentire, quindi ha trovato il gol del 3-2. Adesso è lì che cerca anche di dare fastidio al Prata. E Zecchinello, altra palla persa malamente, come non aveva mai perso il Prata, fischia. E qui troppe leggerezze per il Prata. Calcio di punizione in favore della squadra ospite. No, non è rientrata col piglio giusto. La squadra ha sempre mostrato comunque un buon carattere, una buona sicurezza, magari senza dare sempre il 100%, cioè andando a grandi ritmi, però in questo caso dovremmo dirlo, un Prata un po' con atteggiamento sufficiente. Quindi il Palmanova che ha accorciato, adesso si fa vedere con Sluga, una punizione della zona centrale, anche se leggermente defilata verso destra, con i due uomini in barriera, una barriera larga, anzi una doppia barriera larga con Sluga. Il tiro alto, non di molto, attenzione perché avrà suonato, speriamo che abbia suonato questo tiro, abbia suonato un po' la campanella che la pausa è finita e si rientra a giocare con il... qui Langella recupera palla, il Palmanova altro recupero, sta recuperando diversi palloni come ormai non aveva recuperati nel primo tempo. Quindi Douglas non riesce a tenerla in campo, riprende il Palmanova con Sluga. Poi c'è uno scontro tra tra il numero 27 Sovdat e poi con le spalle di Chinellato. Si scontra, uno scontro fisico. Chinellato non era d'accordo con il provvedimento dell'arbitro che aveva fischiato fallo. Comunque nessun ulteriore provvedimento per uno dei due direttori di gara. È rimessa laterale in favore della formazione ospite, che sicuramente è iniziato meglio questo secondo tempo. Attenzione ancora a destra con il tentativo da parte di Sluga sporcato, e poteva essere una palla velenosa per il Palmanova. Il Prata che ora si fa vedere in avanti
il tiro e guadagna il calcio d'angolo il Maccan Prata con Zecchinello. Però ci vuole qualcosa di più. Esatto, usciamo fuori dalla nostra metacampo, continuiamo ad andare in avanti. Douglas le finte, perde palla, guadagna la rimessa. Vediamo, no, la rimessa è per il Palmanova. Sduga che che parla con l'arbitro. Sduga ancora a destra, che riceve prima da Langella, poi ancora Sduga. Si fa sentire Douglas e quindi rimesso laterale per il Palmanova, ma praticamente dalle ampie retrovie la formazione pentastellata. Ecco, riparte con Morassi. La formazione stellata, non pentastellata, è calcio, non è politica, scusate. La stella è un po' più di 5 punte, quella del Palmanova. Città bellissima, per chi ha possibilità che la vada a vedere, perché merita tutto. La manca Zecchinello. La manca di un soffio e la palla finisce in fondo. Si stanno un po' svegliando gli uomini di Sbisà. Cerchiamo di venirne fuori e ricordo a tutti quanti che c'è da votare il miglior giocatore della partita. Iniziate a farci un pensierino, poi dopo lanceremo il sondaggio nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che la partita si può seguire sul canale Teleantena 647 del digitale terrestre, canale YouTube Maccan Prata TV e anche la pagina Facebook Maccan Prata. E ringraziamo sin da ora i nostri commentatori. Che succede? Si guarda il tabellone, c'è un cambio? No, una rimessa. No, c'è qualcosa che probabilmente il cronometrista stanno guardando il tabellone. Tutto regolare. Forse no, probabilmente vedevamo il cronometrista in quadrato, non so. Beh, comunque si riparte Zecchinello che guadagna. Chinellato maestro. Zecchinello! La parata di Morassi, centrale qui. Zecchinello, forse eccolo qui, se il tiro fosse stato un po' più forte, ma Morassi non è certo l'ultimo arrivato, sa bene come gestire la porta. Douglas a sinistra, c'è il movimento di Chinellato al centro e non basta. Douglas, la palla che carambola, ancora le maglie del Maccan. Guandelina arretra per Zecchinello. Douglas, questo pallone è troppo forte. Guandelina e Zecchinello deve rimettere ordine al Maccan, anche perché il Palmanova si fa sentire in pressione. E c'è la rimessa laterale per la formazione ospite. Siamo andati vicini al gol, abbiamo preso un po' più consapevolezza in questo secondo tempo. Siamo tornati in noi. E adesso però non dobbiamo lasciare che il Palmanova torni in sé con Sovdat nella rimessa. Langella dal nulla. Palla che finisce fuori, controllata da Gabriele Azzalin. Eccolo qui il tiro. Fuori. Non di molto però. Ringraziamo la regia, sempre precisa nell'arci queste immagini. Il tentativo appunto del Prata, però ben pressato da Langella. Guardate, Sovdat proprio non vuole perdere tempo il Palmanova. Questa squadra ci crede, magari punterà anche alla salvezza, ma sicuramente non vuole venire qui a Prata comunque a regalare spazio, a regalare punti. Almeno questo è quello che stiamo vedendo nel secondo tempo. Un Palmanova sicuramente più agguerrito rispetto a quello visto nel primo tempo. Si continua con il Maccan, con Zecchinello. Questa è una palla buona per il Prata e il tiro non arriva. Guandelina e si dispera. A Chinellato, non a Guandelina. Chinellato, eccolo nel replay, non aggancia facile a Morassi, che esce fuori in questo momento. Rientra in campo Bosic, uscita qualche minuto fa. Prata adesso in contropiede, attenzione, Douglas, niente da fare qua, 2 contro 1 per il Palmanova, maledizione, attenzione al tentativo, sbagliato, poi cosa ha salvato Azzalin? Qui un misto tra i meriti del nostro Azzalin e anche i demeriti del Palmanova. In superiorità numerica hanno sbagliato una grande opportunità per trovare Vediamolo qui, eccolo qui, cosa ha salvato sulla linea Azzalin, ormai sembrava Douglas, poi bravo anche Douglas qui ad aiutare Azzalin, provvidenziale, però qui il Palmanova era in superiorità numerica, qui cade, calcio di punizione. 2-2 sui falli in questi 5 minuti, quindi
una partita un po' più Spigolosa, spigolosa, non spigolosa, sapevo anche dirlo questo meglio. fallo qui non è stato di cattiveria, però No, insomma certo. in una posizione molto interessante per il Macang è entrato Stendler e adesso si sente anche il pubblico che sta spingendo gli uomini in giallo-nero, anzi quasi tutto giallo. Stendler, autore di una doppietta nel primo tempo, 6 centri in campionato per lui in 6 partite. Si incaricherà lui di questo calcio di punizione da posizione comunque piuttosto defilata sulla destra, però non impossibile, probabilmente andrà con il sinistro, anche se ci sono i suoi compagni al centro, quindi vediamo se magari sarà un pallone messo in mezzo. No, il tiro! No, non ha preso il palo, no, l'ha respinta, respinta. sembrava la traiettoria ci ha ingannato. Voglio rivedere dalla regia Stender il tiro. Sì, no, l'ha respinta. il palo umano Slavica Bozic, che è stato ammonito tra l'altro nel primo tempo. Stendler, guandeline, lungo lancio per fuori, Chinellato, che non riesce appunto ad arrivarci, quindi rimesso laterale per il Palmanova. Ecco, si vede un po' di più il Maccan in questi 2 minuti di gioco, anche se l'occasione più ghiotta l'ha avuta il Palmanova poco fa, provvidenziale Douglas e anche Gabriele Zalina. Ancora il Palmanova, il tiro, gol! Il 3-3 del Palmanova. Ma scusa, non chiamiamole. Ma d'altronde il Palmanova stava insistendo qui e arriva il gol del 3-3 firmato dal numero 10 Kandic. Va a pareggiare il Palmanova, tutto da rifare. Tutto da rifare, assolutamente, però non bisogna abbattersi, perché, ripeto, il Prata ha sempre mostrato questa solidità. È chiaro che in questi minuti però è tutto diverso, no? Con un Palmanova che effettivamente, trovando il gol del 3-2, poi ha trovato anche più sicurezza, e quindi il Prato ha dovuto un attimo ricambiare i piani. Adesso vedremo se ci sarà probabilmente o un time out per dare qualche nuova indicazione o anche qualche cambio. Probabilmente anche c'è un po' di stanchezza anche tra i giocatori. Tra l'altro un Maccan Prata che riposerà, sì, ma all'ultima giornata, quindi sarà tutto un filotto di partite per la formazione allenata da Sbisà. Si riparte con il Palmanova a macinare il gioco, ma Stendler, buona questa opportunità, bravissimo qui Douglas, e qui il Palmanova che chiede il fallo. Attenzione, poi potrebbe, e si nervosisce un po' la partita qui la panchina. Poi Gallarati che fa da pacere ai suoi perché vuole evitare altri cartellini, tra l'altro ancora dalla panchina, invece non li evita perché l'arbitro ha chiamato qualcuno, e vediamo se il cartellino, e quindi il numero 27 Sovdat, e quindi altro monito. Addirittura da qua sembrava un cartellino bianco, addirittura da questa posizione. Comunque sì, ammonizione per Sovdat e un po' più di nervosismo adesso per un Palmanova in versione adrenalinica. Certo, ha trovato i 2 gol in pochi minuti, quindi il 3-3 che cambia tutto. E nel frattempo ci arriva il finale da Udine, vittoria del Diana Group Pordenone 4-1 sull'Udine City, doppiette di Zibari e di Federico Finato. Attenzione il Palmanova di nuovo in avanti, proprio con Kandic, l'autore del pareggio. Si riparte, è entrato Contin, Spatafora, Stendler a cercare Douglas che però è tardi, e adesso sarà interessante capire la reazione del Prata. Bisogna mantenere i nervi saldi, qui Buriola si sbraccia, e d'altronde deve richiamare i suoi. Non era molto contento di questa decisione, però comunque è stato un fallo un po' di furbizia. Attenzione, 4-2 sui falli Maccan, quindi bisogna stare anche siamo già attenti. Alti, attenzione, sì, bisogna stare calmi perché mancano ancora tanti minuti non ricordo francamente, si erano sul 2-2 dei falli, probabilmente anche nella cronaca ci siamo persi qualcosa, il conteggio e quindi dei falli, quindi 4-2. Attenzione per il Prato, deve stare un po' più sul pezzo, ecco. Stendler, che è fondamentale il suo contributo in questa partita,
poi in panchina ci sono comunque altri giocatori che possono comunque garantire freschezza alla rosa del Maccan Prata. Stendler che si incarica di questa rimessa laterale, ci vuole avere un po' più di pazienza. Stendler, d'altronde il Maccan è capolista, ma l'avversario non regalano mai niente, così come era successo il Palmanova, che era l'ultima in classifica 2 settimane fa, che ha fatto sudare il Prata. D'altronde una squadra è forte sulla rosa, ma neanche dimostrato. Contin, poi Morassi che blocca la strada, e ancora il duello tra Contin e Morassi, due ex incrociati, il portiere al Prata e il giocatore numero 20 del Prata al Palmanova in passato, fino alla scorsa stagione. Ancora Palmanova, Kovacic è nervoso Stendler, ma il Palmanova invece è un misto tra grinta e cattiveria agonistica, che Gala qui cade. Ecco, l'hai detto sul nervosismo di Stendler, l'hai detto bene Roberto, e qui perde palla, attenzione, la palla si stava arrivando a Kandic, c'è qualcosa che non va, adesso si fa sentire anche mister Sbisa, probabilmente richiama proprio i suoi, ma credo si indirizzi in particolare proprio a Stendler, che dovrebbe essere appunto un po' più lucido. Poi nulla da dire, perché nel primo tempo autore di una doppietta, sicuramente protagonista del primo tempo. È chiaro che adesso ci aspettiamo comunque un grande livello, e qua anche Contin che chiama i suoi, si sbraccia, grande contributo anche per lui, però mancano i gol, e probabilmente in cuor suo vuole segnare, anche fare uno scherzo alla sua ex squadra. Ma seguiamo ancora l'azione. Douglas, il Prata che torna a impossessarsi, cerca questo duello alla Douglas Costa. Stendler, tiro murato, niente, non gli riesce niente in questi minuti. C'è ancora il pressing alto del Maccan che va a guadagnare una rimessa laterale. Nel frattempo se ne sono andati 7 minuti di questo secondo tempo, 3-3, risultato che sicuramente non ci si aspettava e non desiderato dal Prata, che era in doppio vantaggio. Attenzione adesso al Palmanova, bravo Contin a metterci una pezza, riesce a tenere la palla, tenere la palla anche, grazie, a guadagnare la rimessa laterale. Doppio cambio volante per il Palmanova, dopo andremo a vedere chi è entrato, e abbiamo visto adesso Sluga a vigilare sui giocatori del Prata che hanno il possesso. Brutta palla questa, Douglas, Palmanova, attenzione, l'Angella, gol 3-4, gol 3-4, finiti sotto. devo dire, mai visto un Palmanova così attento, così deciso. Poi sono due le squadre, no? C'è sempre un misto tra meriti e demeriti. Però sinceramente siamo entrati nel secondo tempo con una mentalità troppo remissiva. Non siamo il Maccan che siamo soliti vedere. Abbiamo concesso questi 3 gol che... Possiamo dirlo, forse non siamo neanche entrati, perché a parte un'opportunità all'inizio del secondo tempo dopo il 3-2, c'è stato un Palmanova molto più sul pezzo, che ha segnato 3 volte come mai non aveva segnato. Anzi, vado a vedere il Palmanova che aveva segnato più di 3 gol solo una volta contro Ghifema in trasferta. Un risultato beffa, attenzione, si è spenta la luce, ma non deve farlo il Prata. Contin, qua ci vuole una prova da grandi, e qua è grande la risposta di Morassi, altrettanto grande la risposta del tifoseria di casa che sta spingendo i ragazzi, calcio d'angolo con... E d'altronde questi sono i momenti della partita chiave. Douglas, Stendler, Morassi, Contin si fa vedere da dietro, il Palmanova è ordinato e guadagna qualcosa, e c'è Stendler che si fa sentire, rimessa laterale in favore. Hai scaldato le mani di Morassi, ma non è sufficiente scaldare le mani, bisogna metterla dove Morassi non ci arriva. Rimessa laterale del Maccan con Stendler sulla palla. Spatta fuori, Contin, niente da fare. Gli ha tolto il tempo e deve uscire addirittura Azzalin per evitare guai maggiori. Esce Douglas, entra Zecchinello Davide con nuovamente il Palmanova. Attenzione, Stendler non riesce laterale per il Maccan. Qua sì che c'è sofferenza, perché il Prata deve rialzare assolutamente la testa, deve segnare, deve trovare la lucidità, però non deve neanche scomporsi a questo punto, perché è una questione di equilibrio precario. Anche qui Stendler cerca Contin,
Zecchinello ancora, Stendler, il Prata che fa girare il pallone alla cerca di uno spazio, Stendler a sinistra, prova Contin, niente da fare, tiene troppo palla, contropiede del Palmanova, ci deve provare Contin in qualche modo a cercare lo specchio, invece il Palmanova che riparte, guadagna qualcosa, forse manca il coraggio anche di osare per il Prata a questo punto. Vediamo adesso con l'inserimento anche di Zecchinello se la manovra diventa un po' più fluida e non è un calcio d'angolo, è poco più di una rimessa laterale dal fondo. Vediamo nuovamente, deve salvarla nuovamente Azzalin, deve salvare a chiudere le gambe. Ancora rimessa laterale per il Palmanova che si affida a Sofdat, sassata da parte di Langella, poi respinta dai piedi di Zecchinello, rimessa laterale ancora per il Palmanova. Intanto vediamo un po' di la panchina che guarda la partita ovviamente con grande attenzione e anche apprensione sicuramente, e tanto c'è il cambio, esce Contin che ci ha provato in tutti i modi anche a dare il suo contributo in chiave realizzativa, ma non ce l'ha fatta perlomeno al momento. E allora vediamo se conterà un po' di più la lucidità di Chinellato, autore del primo gol di questa partita che ha sbloccato il match. Prova l'incrocio, no, un giocatore a terra del Palmanova, si trattava di Sofdat, rimessa laterale per il Prata, 10 minuti, anzi mancano 10 minuti e 50, se ne sono dati 9 e 10 in questo secondo tempo. Macan 3, Palmanova 4, un parziale un po' preoccupante perché 3-0 in questo secondo tempo per il Palmanova, non era mai successo finora, forse abituati troppo bene, ma vogliamo ancora altri gol del Prata. E qua però c'è il Palmanova, bravo Spatafora che si fa sentire, potrebbe essere una buona opportunità. Stender, Spatafora, il velo, Spatafora, gol! Spatafora, Oscar Spatafora! Cominciamo a riprendere fiato. 4-4, ci voleva un po' di scarica di adrenalina. Spatafora, primo gol di questo secondo tempo, il quarto gol della partita, e interviene il buon Bruno a sistemare un po', ad asciugare, ecco, alcune zone un po' inumidite dal sudore e dalla fatica dei giocatori, che di certo non si stanno risparmiando in questi 2/3 di partita. Esatto, sembrava che anche questa anzi, volta Morassi avesse tolto la gioia del gol al Macang, invece sarebbe stata l'ennesima, davvero l'ennesima delusione, però è stato bravo qua Spatafora ed è un gol che può ridare la carica ai suoi, deve ridare Spatafora, secondo gol stagionale per lui. Stendler che spinge il Prata che adesso ha guadagnato qualcosina come spazio, però è una partita che adesso sì è abbastanza imprevedibile, un Palmanova che non ci sta a fare la comparsa, è qui ancora il Palmanova, il tiro e poi ci mette il mano Azzalin, il Prata ora che può provare a ricompattarsi, Zecchinello a cercare Stender che non si è mosso e quindi niente, palla rimessa laterale. Riproviamo a fare pressing in avanti nuovamente con Zecchinello e Stendler. Zecchinello, potrebbe esserci qua l'opportunità per pressare, ma il Palmanova, attenzione a questo movimento, bravissimo qui, davvero bravissimo Langella, nel gol del 4-5. Langella è uscito come è il gol di Kovacic, sì. Però anche qui come prima, no? Un misto di meriti e demeriti, bravissimo Langella, però lasciato troppo solo di fare cosa, di muoversi verticalmente senza neanche un dribbling, e poi la palla è andata appunto è uscito come un'anguilla, è proprio imprendibile, si è scartato da però parte. Non ha neanche fatto un movimento in questo caso, quindi davvero ci sentiamo di dire in questo caso si poteva fare assolutamente meglio anche dal punto di vista delle tempistiche, perché il gol è arrivato praticamente all'azione immediata al pareggio di Spatafora. No, perché il Palmanova in questo secondo tempo davvero sta dimostrando tutt'altro carattere, quindi il Macan deve davvero sudare fino alla fine, a prescindere poi dal risultato. Riprendiamo con Douglas.
probabilmente ci eravamo illusi, no? Alla fine del primo tempo sul 3-1, sul doppio vantaggio, di una partita più tranquilla, con il McCann che potesse anche cercare di allungare nel secondo tempo. Attenzione, Guandeline, bravissimo qua Morassi a togliere il pallone a Guandeline, e quindi ancora il Palmanova in questi 9 minuti e 20 secondi che mancano alla fine della partita. Il Palmanova in vantaggio 5-4. Zecchinello, la stoppata da maestro. Grande stoppata, grande controllo per lui, Chinellato gambettato dall'Angella. C'è il cartellino, vediamo sì, c'è, poi bravo sportivo l'Angella a dare il fallo. Cartellino giallo, accetta la munizione e quindi terzo fallo per il Palmanova, e si prospetta anche una possibilità di tiri liberi, perché siamo sul 4-3 per il McCann, e chissà, magari un tiro libero potrebbe anche essere d'aiuto, però in questo momento non ne trae beneficio nessuno, però è più vicino il Palmanova a beneficiarne piuttosto che il McCann, perché il McCann è in vantaggio sì, ma nei falli commessi 4-3, nelle reti invece c'è il Palmanova, quindi non c'è un equilibrio in questo momento, perché è il Palmanova a trarne il doppio beneficio, però è ancora tutto in gioco. Dobbiamo cercare di innanzitutto raddrizzarla subito con Chinellato a chiamare. E intanto c'è lavoro ancora una volta per pulire il parquet di sudore, quindi è palla persa qui. È ancora il Prata con Douglas, momenti caotici della partita, perché davvero, se nel primo tempo abbiamo visto più Prata, in questo secondo tempo perlomeno c'è stato equilibrio, ma forse anche qualcosa in più del Palmanova, dobbiamo dirlo. Questa volta ha chiamato il time out sempre dalla panchina del Palmanova. Ricordo a tutti i bambini un po' presenti qui al Palaprata di non andare via al termine della partita, perché come sempre ci sarà un omaggio, un gadget per tutti quanti loro offerto dagli sponsor del McCann Prata Calcio 5. Tutti i bambini presenti qui al Palaprata al termine della partita, tutti in campo per ricevere un gadget da parte degli sponsor del McCann. Vediamo che Sbisà ha il suo da dire ai ragazzi. Eccolo qui come è andato via l'Angella, proprio a lasciare libero Kovacic. Si riprende con Sovdat. Messa laterale, prontamente respinta dal McCann. Di nuovo Sovdat. Vediamo questa opportunità però per il Palmanova, il tiro a destra poteva essere un'opportunità ancora per il Palmanova. Bisogna davvero alzare la testa e reagire, perché è anche questione di anche psicologico a questo punto, perché c'è un Palmanova che sulla carta non vince da 3 partite, però nel secondo tempo davvero è entrata quella voglia di spaccare. Adesso io non so cosa sia successo nello spogliatoio, quale sia stata la ringa di Bozic o di Gallarati. Il fatto sta che il Palmanova nel secondo tempo ha fatto vedere un'altra pelle rispetto a quella del primo tempo, ma vogliamo vedere un Prata, vogliamo vedere la pelle del McCann che è sempre pronto a reagire, una pronta reazione. Un graffio, no? Come la maglia nera graffiante sul giallo. Vediamo Guandeline indietro, ancora per Douglas, che dovrebbe cercare fare il possibile, trovare lo spazio, però non c'è grande movimento in avanti. Allora Capitan Buriola poi a servire Guandeline, c'è il fallo, cade, ammonizione, attenzione, ecco il quarto ammonito del Palmanova, si tratta in questo caso di Kovacic, e quindi si pareggia perlomeno sul conto dei falli 4-4. Adesso vediamo l'aggiornamento sul tabellone. Cominciano a entrare nervosi anche il Palmanova. Sì, diciamo che ci sono falli non cattivi, insomma falli tattici. Vediamo il lavoro del cronometrista con questo duello con il tabellone vinto dal cronometrista, quindi 4-4 il computo dei falli, 4-5 quello delle reti, che al momento mandano in estasi il Palmanova in vantaggio per 5-4. Attenzione il tiro, Morassi si fa
vedere, e blocca la sfera, e rilancia poi il numero 20 Kovacic, ammonito da pochi istanti. Non va a E quindi, rischiare, non va a rischiare. tra l'altro, andando a memoria, non ci sono gialli per il Maccan Prata, quindi No. tutti per il Palmanova. Sì, tutti per il Palmanova. Bosic, Kovacic, Langella e Sovdat. Ringrazio anche Roberto per la precisione, per il servizio. Douglas che però perde palla, per l'arbitro si può continuare. Attenzione Buriola da dietro che forse cercava il fallo, invece ha voluto continuare. E Buriola che ci mette la gamba, bisogna stare attenti a non fare fallo, e c'è il fallo. Ed è il quinto fallo. E il primo monito, Capitan Buriola. Non chiamiamole più, dai. Perché oggi mi sembra che le stiamo chiamando noi, quindi... Ma sono loro che ci ascoltano, forse, non lo so. No, Il buon Stefano ne può raccontare lui, no, di guffatte, però secondo me non sono neanche guffatte, sono dati di fatto che però ahimè smentiscono il duro compito. Sembriamo Pizzul durante i mondiali del 94. Sì. Esatto. Quindi vabbè, vediamo il terzo intervento per il buon Bruno a sistemare il campo in questo secondo tempo, che diventa molto umido e scivoloso, e comunque è un dato di fatto, anche quello può contare sul perché e può influenzare le prestazioni di entrambe le squadre. Ovviamente non è che il bagnato influisca solo su una squadra. Quindi dal prossimo fallo il Palmanova potrà del prossimo fallo realizzato dal Maccan, il Palmanova potrà... Vabbè, facciamo niente. Okay. In centro Douglas 6 minuti e 50, quindi vola il tempo. Rimesso laterale per il Maccan, però è delle retrovie e si cerca di recuperare qualcosa. Non dico di avvicinarsi con i tempi, perché comunque se la palla non è in gioco non riparte il cronometro. Guandeline, ancora Buriola, che però viene davvero ben vigilato da Langella, uno dei migliori del Palmanova. C'è questo tentativo ancora per il Prata, la palla però è uscita, sì, quindi rimesso laterale per il Palmanova, nulla da fare in questa azione per il Maccan, rimessa affidata ancora a Langella, autore del gol del momentaneo pareggio nel primo tempo, e poi dell'assist vincente per Kovacic, che al momento decide questa partita alla Pala Prata. Sesta giornata di campionato, la terza gara in casa per appunto il Prata. Stendler cerca il duello, guadagna qualcosa, sì, una rimessa laterale. Rimessa laterale con posizione comunque avanzata, e cercherà qualcuno al centro. Vediamo Guandeline, Stendler, Guandeline, c'è Buriola che si fa vedere per zona centrale, però Buriola arreta, addirittura la gioca per Azzalin, quindi bisogna risistemare qualcosa. Guandeline, niente da fare perché il Maccan poi perde la rimessa sul grande pressing di Luskic, e quindi rimessa laterale per il Palmanova. Langella ancora a destra per il tentativo da parte di Sovdat, che guadagna palla, e poi il Prata, niente, questa palla che non è pulita, è una palla sporca, e poi si fa vedere il tentativo di Stendler, che però viene murato. Guandeline che chiama i suoi, e c'è il cambio, esce Buriola ed è rientrato Contin alla ricerca del gol dell'ex. Contin, il busta, che però qui deve duellare con Sovdat, l'arbitro fischia. E qui c'è il richiesta c'è Sovdat che chiede il time out a mister Gallarati, deve rifiatare, e quindi si guadagna il Palmanova il calcio di punizione. Nulla di buono per la formazione di casa. Il doppio passaggio indietro. Esatto, sì. Indietro verso il portiere. Siamo distratti, Ale, ci siamo distratti. Purtroppo non è il solito Maccan. Dopo il 3-1 del primo tempo, qua abbiamo lasciato il cervello. Il dolcetto scherzetto era il 31 ottobre. Sì, abbiamo lasciato tutto quanto negli spogliatoi. Bosic che addirittura chiede a i giocatori del Prata di rispettare le distanze in momenti di grande nervosismo. Bosic che addirittura prova a istruire il tiro rimpallato della difesa del Maccan, quindi
rimessa laterale per il Palmanova, il Maccana non riesce a uscire e la partita sta per entrare nei minuti più caldi, 5 minuti e 39 alla fine di questo incontro alla Palaprata. Il tiro di Bozic, poi respinto da Contin, palla che tocca il soffitto, quindi rimessa laterale per il Palmanova. C'è un cambio del Palmanova? No, però vediamo l'Angella che si alza, probabilmente potrebbe rientrare tra qualche secondo, invece nessuno per il Prata al momento. Gestione dell'azione per il Palmanova con Azzalin, 2 tempi che blocca, anzi quasi 3, praticamente gli scivola il pallone. Stendler, 5 e 20 alla fine della partita, secondi che se ne vanno. Contin che potrebbe vincere questo contrasto, ancora Maccan-Prata. Stendler, l'uomo che serve per il Maccan-Prata, la respinta da parte di Bozic, quindi rimessa laterale per il Maccan-Prata ancora per la formazione di casa che si può. C'è il time out assolutamente necessario. Questa volta è il time out chiamato da mister Sbisa, perché a 5 minuti e 06 bisogna andare a chiudere tutto quello che c'è da chiudere. Ricordo ai ragazzi presenti qui al Palaprata che al termine ci sarà un omaggio per loro offerto dagli sponsor del Maccan. Qui si gioca tutto per tutto il Maccan, perché adesso sta per entrare Spatafora, ma come portiere di movimento. Assolutamente qui bisogna cercare di tirare fuori il meglio. Momento anche molto intenso dal punto di vista psicologico, con questo time out, e anche il nostro Christopher che fotografa il momento anche di tensione e di grande concentrazione, perché deve essere quello. C'è sicuramente un po' più di non dico nervosismo, però di, appunto, come detto, di tensione e di apprensione, no? Perché il Maccan è sotto in casa, il Palaprata, il Palmanova invece forse è un po' più sereno, comunque consapevole di aver dato, di aver insomma fatto una grande prova soprattutto nel secondo tempo. Quindi vediamo se cambierà qualcosa, e insomma speriamo possa cambiare per il Prata dal punto di vista dei giocatori, appunto Spatafora, portiere in movimento. È chiaro che in questo modo però c'è davvero un tentativo di sbloccare, esatto. Come va diciamo, è chiaro che è un rischio, ma d'altronde bisogna assolutamente provarci. Spatafora allora, Douglas chiede palla, Guandeline, Douglas, Guandeline, Spatafora, Douglas, c'è spazio, Douglas però cerca a destra, Stendler, la mano di Morassi, attenzione il tiro, il gol di Morassi. È il gol di Morassi che festeggia, e c'è il gol dell'ex. Ma perché noi non succedono mai? Quando siamo noi a dover difendere queste cose? Certo che però va detta anche una cosa, non ne va una in questo secondo tempo. In questo secondo tempo non per togliere i meriti al Palmanova, ci mancherebbe, però c'è un po' anche di tensione qui in panchina. C'è un po' di certo che time out, quindi momento di tensione, c'è un po' di la prima azione, il gol 6-4. C'è un po' di nervosismo in panchina anche da parte di Bruno. È già la seconda volta che lo vediamo. Una volta stanno calmando gli animi. Qua c'è un po' di tensione, giustamente, insomma la partita diventa così molto spigolosa, molto complicata. È chiaro che però con il portiere in movimento bisogna cercare di scardinare, ma il rischio c'è sempre, al di là della guffata, il rischio c'è col portiere in movimento, no? Può andare bene, può andare meno bene. Douglas col Maccani davanti, Stendler, niente da fare, poi attenzione, proprio oggi andiamo a casa, oggi addirittura l'autorete di Guandeline, settimo gol del Palmanova con deviazione, e qua c'è nervosismo, esce Bozic, secondo giallo, nervosismo anche per il Palmanova. Però anche l'autogol così, con la deviazione di Guandeline, il Palmanova con 3 gol di vantaggio. Però ecco, al tempo stesso c'è un po' il paradosso col Palmanova che è in vantaggio 7-4, poi adesso è stato espulso Bozic, e quindi vediamo che cosa può succedere. Proteste per il Palmanova, Bozic già ammonito nel primo tempo, ha qualcosa da dire con i giocatori del Prata, sicuramente
sta incattivendo. Un po' di nervosismo da un allenatore, ci si aspetta magari un po' più di serenità e lucidità. È chiaro che giocando magari c'è anche l'adrenalina, sicuramente non c'è la lucidità, però ecco, è un giocatore di grande esperienza, un classe 78 e continua, è ancora scintilla con Stender, ma si deve calmare col 3 gol di vantaggio il Palmanova, stare tranquillo, no, si nervosisce. E ancora Brozic catechizzato da Morassi, davvero non vuole andare negli spogliatoi, non vuole andare negli spogliatoi, non esce, vediamo che cosa succede. Ci saranno penso anche strascichi postumi. Allora raccontiamo l'autogol, c'è stata questa opportunità con il lungo da parte del Palmanova, Guandeline che ha messo il piede e la palla è andata praticamente sotto il 7. È un po' di nervosismo in questa partita e continua questo nervosismo. Francamente non capiamo il nervosismo del Palmanova che, ripeto, ha in vantaggio di 3 gol, quindi semmai se ci fosse essere una squadra abbastanza arrabbiata deve essere il Prata, che appunto è sotto e deve cercare qualche miracolo. Vediamo se paradossalmente questi momenti aiutano la squadra a rilassarsi, nel senso a sfogare un po' di adrenalina. Stiamo a vedere Stendler, il Prata che fa possesso con dobbiamo Douglas, andare al tiro, Guandeline assolutamente, lo sto pensando, non lo dico ma lo sto pensando e condivido le tue parole caro Roberto. Guandeline, tiro fuori. 3:38, così c'è da... Poi alla fine della partita bisognerà anche analizzarla dal punto di vista psicologico, anche perché insomma ci sta, perché comunque quando fai un primo tempo così nel secondo tempo cadi. C'è stato anche magari qualche episodio che non ha sicuramente aiutato il Prata, però è chiaro che il Palmanova ha dimostrato grande carattere in questa ripresa. Stendler, e anche un bel pizzicone di fortuna. Ancora Spatafora, portiere di movimento, grosso Morassi. Prova a tirare Morassi, ma questa volta Gwendalin dice no, aspetta, va bene tutto ma non questo. Ancora Spatafora, Stendler, Vandelin, Spatafora che è portiere di movimento da 2-3 minuti, messo in avanti con l'obiettivo di riaprire la partita, ma purtroppo finora gli effetti non sono quelli desiderati, anzi Stender tiro sul muro col portiere di movimento. Il Macan si è ritrovato addirittura con 2 gol in più sul groppone, non era mai successo tra l'altro per il Macan. Ancora Spatafora, vediamo se c'è il tentativo, è il 5-7, vediamo se cambia qualcosa, vediamo perlomeno il gol di Chinellato. Il gol di Chinellato a ridurre le distanze. 5-7. Chissà se magari questa partita ci regala ancora qualcosa alla fine, lo speriamo perché il risultato premia il Palmanova. Attenzione a Chinellato. No, perdiamo, attenzione al contropiede. Palmanova, qua c'è nulla da perdere a questo punto. Ok, riparte il Maccan. Gol Maccan, 3 contro 3, quindi equilibrio numerico. Douglas allo spazio, il tiro murato. Ancora il Maccan, Douglas, 2 minuti e 10. Rientra Spatafora, eccolo qui. Portiere di movimento. Alla ricerca del tiro. Douglas, palla sporca, Palmanova che guadagna pallone, fermato. Fallo e c'è un altro provvedimento. Come si è nervosita la partita in questo secondo tempo, Roberto? Brutta, preso anche Douglas. E quindi tiro libero per il Palmanova. Niente non da fare. Non c'è, vabbè, le emozioni sono mancate, però non volevamo queste, le volevamo al contrario, ma soprattutto dispiace come si sia incattivita la partita nel secondo tempo quando era filata liscia. L'emozione non ha voce, diceva Celentano, nei primi minuti nel primo tempo. Attenzione a Kovacic e questo tiro libero può andare comunque con serenità perché il Palmanova è in doppio vantaggio, invece Maccan dovrà cercare di fare un po' di straordinari cercando perlomeno di neutralizzare. Qui vediamo se ci sarà il tentativo, se ci sarà la respinta di Azzalin. Non c'è, ottavo gol del Palmanova. Vabbè. Ascolta, facciamo così, le interviste poi le fai tu, no? Vero? Ho un impegno, come accettato. Perché in questo momento pensiamo alle interviste, perché ormai manca
Siamo di nuovo sotto di 3 gol, manca 2 minuti. Siamo abituati alle azioni, impossibili, ma qui veramente. Stendler, minuto e 40, c'è ancora Spadafora, portiere di movimento. Stendler riceve, potrebbe provare la conclusione, invece serve a destra Douglas, tiro rimpallato da un ottimo soft dat. Stendler, tiro murato, rimesso laterale per il Palmanova. Sì, perché l'ha toccata Douglas in fase. In questo momento il Pordenone ci scavalca in testa la classifica per la differenza reti. C'è il derby poi per... No, più che altro perché il Pordenone le ha vinte tutte e non ne ha perse neanche noi con questo risultato. Domenica e sabato prossimo il Palaflora. Esatto. Guandeline, 1 minuto e 10 secondi. Non so che cosa possa dare la partita in questi 70 secondi con 3 gol da recuperare. È chiaro che è molto difficile, soprattutto se non si tira. Guandeline, tiro, respinta di Morassi. Grande partita per lui, insomma presente, anche un paio di interventi con i piedi in uscita a salvare la squadra e a mantenere poi il risultato quando il Palmanova si è portato in vantaggio. C'è da votare l'MVP, è chiaro che forse non è la serata migliore, comunque Stendler, Chinellato, Douglas e Spadafora. Ripeto, non è forse la serata giusta, però poi bisogna anche il dovere di cronaca, no? Esatto, salvare, perché... anche comunque di raccontare i 5 gol del McCann, della doppietta di Thielen Stendler, del gol di Spadafora, della rete in avvio di Chinellato. Segnali buoni, ma ovviamente il piatto della bilancia piange in questi 30 secondi al termine di questa partita. Stendler, tiro alla ricerca della tripletta che però non va, come del resto questa brutta ora, diciamo, perché il primo tempo era iniziato molto bene con un vantaggio assolutamente meritato. Il secondo tempo è cambiato tutto. 20 secondi, a questo punto si andrà in fase di chiusura con questa prima sconfitta del McCann in casa. Possiamo dire anche, con tutto il rispetto per il Palmanova e del derby, che è inaspettata, anche perché il Palmanova comunque era reduce da due pareggi e una sconfitta. Per quello che il McCann aveva fatto nel primo tempo. Assolutamente. E con quello anche che il McCann ha fatto in queste 5 giornate, perché è chiaro, poi è già stata una brutta serata, ma non bisogna dimenticare quanto ha fatto arriva al nono gol, che proprio è simbolico della serata. No, non è arrivato il gol. No, gliel'hanno concesso. Gliel'hanno concesso? Quindi... No. Non gliel'hanno concesso, ok. Termina l'incontro. C'è ancora nervosismo alla fine, non ci si aspettava, è ancora molto nervosismo. Morassi che festeggia coi suoi, vediamo se non era Morassi ma Mazzilis, l'altro portiere, si cerca di calmare e cercare poi anche di analizzare in maniera obiettiva ed oggettiva senza lasciarsi andare a isterismi e nervosismi, cosa che invece sta succedendo un po' in campo. Vediamo se si riporta un po' la calma. Termina l'incontro con il Palmanova che vince sul McCann 8-5. Sabato prossimo il derby del McCann con il Pordenone, le due prime in classifica, a vedere chi delle due ha più velleità di promozione. E vabbè, adesso mi tocca. Qui diciamo che c'è il test delle grandi, la grande squadra deve saper reagire, non è andata oggi, però deve farlo assolutamente la settimana prossima, perché questo va detto, il Pordenone non sta regalando nulla agli altri, anzi, e c'è ancora un po' stanno festeggiando un po'. Vediamo il Palmanova che giustamente si congratula con i tifosi, Morassi grande esperienza, e quindi Palmanova che va a festeggiare con il pubblico, e il Prati invece che dovrà un attimo riflettere. Però si parlerà molto di questa partita anche per comunque tutto questo nervosismo finale, Roberto. Bene, noi salutiamo il pubblico, non è stata gioiosa come le altre volte, quindi no, non è andata. Diamo solo per dovere di cronaca il risultato: McCann 5, Palmanova 8, mai così tante reti in queste giornate di campionato. Il vantaggio di Chinellato, il pareggio di Langella, poi la doppietta di Stendler nel primo tempo, risultato chiuso sul 3-1. Poi nel secondo tempo il 3-2 di Kovacic, il 3-3 di Kandic e il 3-4 di Langella.
il momentaneo pareggio di Spadafora, poi ancora a ripetizione gol di Kovacic, il gol di Chinellato, poi Morassi, l'autorete di se non sbagliamo di Gandeline e il gol di Kovacic, 5-8 finale. Bene, per quanto riguarda noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra 15 giorni qui a Palaprata. Da Roberto Bertolo e Alessio Tellan è tutto, buona serata e buon calcio 5 a tutti. Sedler, tiro! Va a tirarsi Camilla! Gol! Viola ed è l'altra! Camilla al centro! Subito al centro!